Cominciamo questa conferenza stampa che abbiamo convocato oggi per parlare di un argomento di cui si parla sempre troppo poco, se non quando avviene il fatto drammatico come quello che abbiamo visto in questi giorni di Verona e dell'ospedale di Borgo Trento, che ha scosso, diciamo, l'opinione pubblica. Assistiamo ogni volta a parole di cordoglio e di vicinanza da parte del presidente Zaia e della giunta regionale, ma mai abbiamo avuto la possibilità di sapere quali azioni concrete la giunta e la regione del Veneto intendano porre in essere per arginare un fenomeno drammatico che è collegato alle condizioni di lavoro davvero proibitive che ormai esistono dentro i pronti soccorso della nostra regione. Insieme al gruppo del Partito Democratico, alle colleghe Chiara Luisetto, Francesca Zottis e soprattutto la vicepresidente della Quinta Commissione Anna Maria Bigon, abbiamo messo in fila un po' di numeri, individuato alcuni problemi e proposto alcune soluzioni che oggi presentiamo in questa conferenza stampa, ma che sono anche oggetto di una mozione che abbiamo depositato e che è all'ordine del giorno del Consiglio di oggi. Quindi lascerei subito la parola alla vicepresidente Bigon per l'illustrazione dei numeri e delle proposte. Grazie a Vanessa. Sì, effettivamente insomma parlavamo e abbiamo legato anche il fatto a quello che è successo a Borgo Trento all'ospedale, come succede purtroppo in tanti pronti soccorsi del Veneto, oltre che in Italia, ma il Veneto ha un vantaggio negativo che è quello di aver aumentato le problematiche e le aggressioni all'interno dei pronti soccorsi del 17% rispetto all'anno precedente, e stamattina proprio un sanitario mi ha detto sembra un porto di mare, e allora giustamente analizziamo questi numeri che ci fanno capire alcune cose molto molto importanti. Secondo fonti Agenas, nel 2023 in Veneto 1.417.000 accessi ai pronto soccorsi. Immediatamente però preciso un altro dato sempre della Regione Veneto da parte della relazione appunto della sanitaria della Regione Veneto, dove anziché 1.417.000 precisa che gli accessi al pronto soccorso in Veneto sempre nel 2023 sono stati 1.913.000, per cui dati entrambi che si riferiscono alla Regione Veneto, ma che insomma secondo quelli della relazione sarebbero ben più gravi e pesanti. Secondo i dati Agenas, il 54,99 di questi accessi sono, ecco vi faccio vedere, 54,99% sono codici bianchi su accessi al pronto soccorso. Codice bianco cosa significa? Significa che è il caso in cui il paziente ha un problema non acuto o di minima entità per il quale sono previsti anche percorsi di cura extra ospedalieri e diversi dal pronto soccorso, come ad esempio il medico di famiglia, l'ambulatorio, il distretto e la prestazione. Cosa fa? Va al pronto soccorso perché non ha altro. Sempre secondo appunto dati Agenas, se voi vedete in questo grafico il Veneto risulta il primo come maglia nera, come caso negativo, 54,99 di accessi in codice bianco al pronto soccorso. Il secondo dato più grande, al 28,24, è la Valle d'Aosta. Poi abbiamo, seguita dal Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e il Lazio. Il Veneto 54,99. È la regione con una percentuale quindi più elevata appunto di codici bianchi, una unica regione in Italia che aumenta negli ultimi 2 anni la percentuale appunto di questi accessi. Cosa significa anche codice bianco? Che ovviamente il servizio viene pagato. Quota fissa di accesso è 25 euro in Veneto, il ticket su prestazione specialistica, e dipende dalle visite che si fanno all'interno del pronto soccorso nel momento in cui si accede, sono di 36,15 euro. Da questo grafico invece vedete che il confronto della percentuale codice bianco e verde, paziente poco critico, accesso a bassa priorità. E se voi vedete codici bianchi, codici verdi e il totale, il Veneto si posiziona ovviamente con la percentuale più alta di codici bianchi, 54,99,
e codici verdi 19,81, per un totale di 74,80% in codici appunto di bassa priorità. Tenete presente che se li calcoliamo su 1,4 milioni, che sono gli accessi, il numero di accessi previsti, comunque indicati da Agenas, hanno una percentuale comunque alta, ma se teniamo conto del dato indicato dalla relazione sociosanitaria del Veneto, su 1,9 milioni sono ben più alti quelli del codice, ovviamente a bassa priorità. Quanto incassa quindi la Regione Veneto per questi codici bianchi? Incassa 14.376.257 euro, quindi un importo molto molto elevato che la Regione Veneto ovviamente incassa a seguito appunto di questa identificazione del codice. In Italia il totale degli incassi per i codici bianchi sono di ticket 33.857.491. Se voi tenete presente che il Veneto ne incassa 14.376.000, significa che poco meno della metà di tutto quello che incassa a livello italiano per questi codici. Tanto che l'Emilia Romagna ne incassa 7 milioni, poco di più, la Toscana 2.792.000, la Lombardia incassa dal ticket 2 milioni di euro circa. La Lombardia ha il doppio degli abitanti del Veneto. Ecco, questi sono i dati che noi abbiamo rilevato, che oggi porteremo anche in Consiglio regionale, perché è stata depositata una mozione che così ovviamente la Regione e la maggioranza ne ha conoscenza da tempo solleviamo queste criticità e questi problemi, non abbiamo visto soluzioni, noi oggi e vogliamo anche dare delle proposte e le portiamo avanti, ma non solo proposte, anche dire le cause per cui siamo in questi termini nella Regione Veneto, a diversità degli altri territori in Italia. Lascio a te la parola, grazie mille. Grazie Anna. Insomma, Anna Maria ci ha illustrato una situazione che in parte vede convergere tutte le regioni italiane, e cioè un accesso ai pronti soccorso che è in larga parte dovuto ai cosiddetti codici bianchi e codici verdi, e quindi è un problema generale su cui poi proveremo a dire delle cose, ma individuiamo anche una specificità di questa regione, e cioè un dato assolutamente anomalo di prevalenza dei codici bianchi rispetto ai codici verdi, entrambi i codici applicati a pazienti non urgenti o non gravi. Qual è la differenza? Al punto tale che le percentuali variano dal 28% della Valle d'Aosta, che è la seconda in classifica per codici verdi, a oltre il 55% della regione del Veneto. Qual è la differenza tra codici bianchi e codici verdi? Una differenza semplicissima, che sui codici bianchi si paga il ticket. E a nostro giudizio, dunque, in questa regione sembra esserci un abuso del codice bianco rispetto al codice verde, perché è uno strumento attraverso il quale la regione del Veneto fa cassa dentro una condizione, una situazione già critica, che è quella nota dei pronti soccorso. Allora noi avanziamo 3 proposte molto concrete, alcune delle quali le avevamo già avanzate durante la discussione in bilancio, per chiedere alla Regione del Veneto, non dico di invertire la rotta, ma quantomeno di rientrare dentro i criteri di tutte le altre regioni italiane. La prima questione riguarda un investimento forte sul personale del pronto soccorso, fortemente sofferenza a causa del rilevante numero di accessi. Ora guardate, non è più sufficiente dire che mancano medici, perché quando il presidente Zaia afferma questo principio per giustificare la carenza del personale sanitario, come suo solito dice una mezza verità. Perché non è vero che mancano medici disposti a lavorare nella sanità pubblica della regione del Veneto. E allora, se faccio i bandi e vanno deserti, mi dovrò chiedere cosa posso fare per rendere attrattiva quella professione. Se continuiamo, ad esempio nel caso del personale dei pronti soccorso, a farli lavorare nelle condizioni proibitive per mole di lavoro e anche per la propria sicurezza personale, è evidente che i bandi andranno sempre deserti, anche qualora di medici di emergenza-urgenza preparati, specializzati e formati ce ne fossero a migliaia. Quindi la prima necessità
è quella di investire sul personale del pronto soccorso, mettendoli in condizione però di lavorare in sicurezza. Abbiamo avanzato diverse proposte in sede di bilancio che prevedono il ricorso a protocolli con le forze dell'ordine o anche a soggetti della vigilanza privata, un maggior investimento nella formazione del personale quando si trova a dover gestire situazioni di stress, un forte investimento anche quando l'evento tragico si manifesta per il supportare i medici che hanno subito aggressioni fisiche e verbali. Seconda proposta che noi facciamo, proprio in virtù dell'accesso che è significativamente rilevante in pronto soccorso di codici verdi e bianchi, definire spazi e percorsi differenziati per i codici appunto non gravi, proprio per limitare la contingenza del reparto. Questa è un'operazione che si può fare perlomeno negli ospedali hub e in attesa di vedere la messa a terra delle case di comunità che potrebbero in questo senso venire anche in aiuto per risolvere questa situazione. E la terza proposta che facciamo è ovviamente quella di rivedere la delibera di giunta regionale numero 1868 del 2000 e quella 153 del 2014, che sono quelle che sono relative all'assegnazione del codice in dismissione dal pronto soccorso, e cioè costruire le condizioni affinché, come in tutte le altre regioni, sia il codice verde quello che viene applicato con più regolarità. Mi rendo conto che questo potrebbe avere un impatto sui conti della regione, ma è anche ora che la regione finisca nella sanità di fare cassa mettendo le mani nelle tasche dei cittadini che vanno al pronto soccorso perché hanno una necessità di cura e sono costrette il doppio di tutte le altre regioni a pagare il ticket, 25 euro più 36 della prestazione specialistica. Ora, queste sono proposte che noi chiediamo di mettere, come dire, in campo immediatamente per affrontare questa emergenza, ma è chiaro che la congestione dei pronti soccorso, soprattutto dei codici verdi e bianchi, non dipende da un fattore contingente dell'oggi, ma è il risultato di una crisi del sistema sanitario regionale che si protrae da tempo e rispetto al quale non abbiamo ancora avuto risposte. Cito le due questioni più importanti. La prima sono le liste d'attesa. È chiaro che se io so che per accedere a una prestazione devo stare in lista d'attesa 1 mese, 2 mesi, 1 anno, anche se ho un codice bianco o verde, preferisco andare al pronto soccorso, perdo una giornata intera, però almeno ho la prestazione che mi serve immediatamente. Allora, intervenire in maniera significativa sulle liste d'attesa, questo vale tanto per la Giunta regionale quanto per il governo che ancora non ha emanato i decreti attuativi del fantomatico decreto liste d'attesa, aiuterebbe anche indirettamente a almeno arginare il problema dei pronti soccorso. La seconda questione, ci torniamo, lo facciamo con Anna Maria più o meno dal 2020, sul tema della carenza dei medici di medicina generale, perché i codici bianchi è certificato nella loro definizione che vanno al pronto soccorso quando invece molto probabilmente potrebbero risolvere il loro problema andando dal medico di medicina generale o dalle altre strutture di prossimità. In Veneto ad oggi, l'ultimo aggiornamento è quello di agosto, ci sono ancora, io non sto più andando avanti, ci sono ancora 650 zone carente dei medici di medicina generale. E anche su questo ci sono delle cause per cui questo avviene e degli interventi e di mancata programmazione che in questi anni non sono stati fatti, di cui oggi paghiamo il conto. Basti pensare che l'importo della borsa di formazione dei medici di medicina generale è per il 57,7% inferiore rispetto alla borsa di specializzazione degli altri corsi universitari. E il risultato è ovviamente che i medici di base, i medici di famiglia continuano ad andare in pensione in rispetto a una curva demografica che avevamo presente da 20 anni, non l'abbiamo scoperta noi, e le nuove assunzioni non sono tali da sopperire alle uscite dal sistema per i trattamenti pensionistici dei medici di medicina generale. Avevamo ancora qualche anno fa, se mi mandi avanti Anna la slide, presentato questo istogramma ancora nel 2021, nel quale avevamo fatto una proiezione sulla base delle nostre stime dei medici che sarebbero andati in pensione. Come vedete, questi sono gli anni dei picchi principali. E allora, siccome l'abbiamo scoperto noi che siamo il gruppo PD, immagino che anche la sanità della Regione del Veneto avesse ben presente questa vicenda. Se noi non siamo in grado di alternare a quelli che vanno in pensione i nuovi che entrano con una programmazione presa per tempo, il risultato è quello che abbiamo visto
l'anno scorso, dove 184 medici di medicina generale sono andati in pensione e ne sono entrati in funzione, scusate l'espressione infelice, soltanto 181, pur avendo spinto al massimo in questi ultimi anni grazie ai fondi PNRR. La stima che noi avevamo fatto nel 2021 appunto è che dal 21 al 35 andranno in pensione 1921 medici di medicina generale, oltre la metà di quelli che nel 2021 erano in servizio. E dunque, e su questo chiudo, abbiamo delle proposte, anche queste dal 2021, che proviamo a portare avanti, che vadano oltre la polemica del non ci sono medici, ma che provino a governare i fenomeni in corso e a offrire delle soluzioni. Prima di tutto dobbiamo rendere la professione del medico di base una professione appetibile. Partiamo dalle borse di studio, cioè mettiamo dei fondi regionali per aumentare gradualmente l'importo delle borse di formazione dei medici di medicina generale, in modo da incentivare i giovani laureati in medicina a intraprendere questa specializzazione. 2. Chiediamo di inserire un obbligo di servizio per almeno 3 anni in Veneto alla conclusione della formazione. C'è un investimento della Regione, perché ricordo che la formazione dei medici di medicina generale è regionale, a differenza di tutte le altre che è nazionale. C'è un investimento della Regione per formare questi medici, li obblighiamo a esercitare la professione per almeno 3 anni nella nostra Regione. 3. Chiediamo che siano aumentati ovviamente il numero dei posti di formazione e qualora si abbandoni il corso di formazione prima del termine, che sia restituita la borsa ricevuta, in modo da evitare il fenomeno a cui assistiamo, che oltre il 30% di chi inizia a fare il corso di formazione cambia idea durante il percorso. E infine chiediamo, c'è un progetto di legge statale depositato a prima firma Anna Maria Bigon, di equiparare la formazione dei medici in medicina generale alle altre specializzazioni mediche, e cioè a integrarli dentro il sistema universitario. Sono proposte molto concrete rispetto alle quali noi pensiamo servirebbe una risposta più incisiva da parte della Regione, viste le situazioni gravi con le quali ci stiamo confrontando in queste settimane ulteriormente.